La situazione delle attività produttive a Venezia è davvero disastrosa. Il fatto che Venezia in quanto tale abbia scelto la monocultura turistica sta scaricando su Venezia ancora di più la crisi che sta vivendo l'intero paese. A Venezia il Covid ha fatto drammaticamente venire i nodi al pettine. Ugo Agiollo, segretario generale della CGIL veneziana, ricorda anni di manifestazioni e di firme di pomposi protocolli per lo sviluppo economico che non hanno fermato il declino di un territorio in continuo e progressivo impoverimento. Un contesto in cui se non verranno convocati in fretta i tavoli necessari, afferma, persino la creazione nelle aree del Comune di Venezia e della provincia di Rovigo della cosiddetta ZLS, zona logistica semplificata, rischia d'essere l'ennesimo annuncio rimasto sulla carta. Si parla molto di fondi che potrebbero arrivare, noi crediamo che su questi fondi ci debbano essere dei progetti che riqualificano la manifattura e l'industria nel nostro territorio, che danno una risposta alla portualità e che magari anche pensano ad un turismo diverso da quello che è stato prima della pandemia. I sindacati hanno chiesto a tutti i livelli istituzionali, dalla prefettura alla città metropolitana al comune di Venezia, di aprire dei tavoli per affrontare la crisi e verificare le prospettive di ripresa del futuro prossimo. Ma soprattutto c'è da occuparsi e preoccuparsi di un presente incerto. I posti di lavoro sono assolutamente migliaia in discussione nella provincia di Venezia. Intanto, tra l'altro, dobbiamo dire che migliaia sono già stati persi perché i lavoratori stagionali, i lavoratori a tempo determinato, le fasce se vogliamo più deboli hanno già perso il posto di lavoro. E dall'altra siamo molto preoccupati per quello che avverrà una volta che siano finiti gli ammortizzatori e quindi che questa crisi possa ulteriormente abbattersi su lavoratori e lavoratrici.